Una giovane realtà che ha già raggiunto notevoli risultati in termini di immagine per il turismo agrigentino. Parliamo dell'ABBA, Associazione B&B Agrigento, nata nel 2015 e che al suo interno raccoglie storici ma anche nuove strutture turistiche. Imprenditori che hanno scelto di investire nella loro città e che credono e lavorano per la promozione di questo territorio. Oggi l'ABBA elegge un nuovo direttivo e si pone un programma per questo 2017. Qual è? Il programma resta quello che abbiamo stabilito col direttivo precedente, perché è quello di migliorare già i buoni, ottimi rapporti che abbiamo con le istituzioni locali, ovviamente di settore, per incrementare le presenze turistiche sul nostro territorio e soprattutto costruire qualche progetto che coinvolga veramente tutti quelli che hanno ancora voglia di investire, di scommettersi sul settore turismo. Gli imprenditori di questa città si sentono un ingranaggio, un tutt'uno, oppure vi sentite lasciati soli? No, assolutamente no. Già la nostra opera è cominciata lo scorso anno, è già da più di 12 mesi che lavoriamo a proposito. C'è tantissimo da fare. Il pregio dell'ABBA è di aver raccolto delle strutture giovani e meno giovani che comunque hanno capito l'importanza di fare rete. Un socio ABBA non ha mai stanze vuote nel periodo di frequenza turistica, nella stagionalità, perché tra noi c'è una rete fortissima, cioè una prenotazione non la facciamo scappare assolutamente. Al socio ABBA noi garantiamo un'assistenza legale, fiscale, tributaria e amministrativa che è molto importante. Oggi per esempio abbiamo stabilito un incontro con l'assessore regionale al turismo, l'onorevole Barbagallo, che ha emanato un DDL proprio che ristruttura il settore. Riteniamo che c'è qualche passaggio che vada discusso immediatamente per non provocare danno proprio al settore. Quindi essere soci ABBA, fare rete, investire ancora si può, ma bisogna stare in contatto, bisogna sentirsi e comprendere che è un momento molto delicato.